Un boato, poi le fiamme ed il fumo, ad esplodere un camper parcheggiato in un campo isolato di via Fossadella Pederobba. All'interno c'era un pensionato 66enne del posto che ha riportato ustioni gravissime. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Montebelluna, sta combattendo tra la vita e la morte. A soccorrere l'uomo un vigile del fuoco fuori servizio che ha visto le fiamme e si è precipitato sul posto. Immediatamente è scattato l'allarme. Sono arrivati in pochi minuti i colleghi di Montebelluna che hanno spento il rogo. Dentro al camper sono state trovate anche 4 bombe di GPL, 3 inesplose sono state messe subito in sicurezza, una invece esplosa all'interno del camper. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Pederobba, l'area ed il mezzo sono stati messi sotto sequestro. Immediate le indagini, dai primi accertamenti sarebbe stata trovata anche una tanica di benzina vuota, non si esclude che possa trattarsi di un tentativo di suicidio. L'uomo, che da tempo soffriva di forti crisi depressive, non viveva nel camper ma in una casa a Pederobba. L'uomo ha fermato il mezzo in una zona isolata, un campo di sua proprietà. Poi, poco prima di mezzanotte, l'esplosione. Il 66enne, che si trova in fin di vita a Montebelluna, è in attesa di essere ritrasportato al centro grandi ustioni di Cesena.